Euroregione News. Giornata del malato a Codroipo l'autismo. Al professor Carlo Anao dell'Università di Modena e Reggio e alla presidente di progetto Autismo FVG Elena Bulfone ho chiesto cosa dovremmo fare per migliorare. Formazione agli operatori, perché in Italia abbiamo tanti operatori sull'autismo e però quello che manca è la formazione. Quindi sono operatori che, non sapendo di preciso cosa fare, rischiano la frustrazione di lavorare senza vedere i risultati, e questo è il modo peggiore per disamorare le persone al loro lavoro. Inoltre, sinergia tra varie agenzie, scuola, sanità sociale del comune, sinergia perché soltanto insieme si riesce a costruire il concerto educativo di cui questi ragazzi, questi bambini, questi uomini, queste persone hanno bisogno. Quando parliamo di autismo non parliamo solo di sanità, ma parliamo anche di welfare, quindi di comuni e di assistenza, e parliamo anche di scuola e ovviamente delle famiglie. Per cui diciamo che siamo ottimisti rispetto all'esito, il progetto è avviato e adesso staremo a vedere appunto ciò che avverrà di qui a breve. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.